né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. A voi la linea. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà
Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, questa è la puntata numero 898 di oggi, martedì 10 dicembre dell'anno del Signore 2024, ma io cedo immediatamente la parola a una gradita ospite che interviene all'improvviso perché c'è una volta tanto una buona notizia. Questa gradita ospite la conoscete tutti, anche perché avete appena finito di ascoltarla, è la nostra cara e brava Alessandra Bori. Allora, Alessandra, di rosso vestita, portaci una buona notizia. E una buona novella vi porto. Questo rosso ha portato bene, perché qui non diamo, come hai detto tu, solo cattive notizie. Stavo chiudendo la puntata, l'avevo appena chiusa, e i sindacalisti mi hanno mandato una nota, il Sindacato Unito, una bella notizia, perché come tu sai, come tutte le ascoltatrici, spero ormai sappiano gli ascoltatori, mi sto occupando con Pop Economia, ci stiamo occupando del caso Stellantis, la tempesta Stellantis. Ebbene, parlavamo dei licenziamenti della Trasnova. C'è stato un tavolo oggi al Mimit, e sotto il Mimit, il Ministero del Made in Italy e delle imprese, un presidio permanente dei lavoratori, l'attenzione alle stelle, sono stati revocati tutti i licenziamenti, cioè Stellantis ha prorogato i contratti di fornitura, perché la crisi, lo abbiamo visto, è dell'indotto, per un anno, e dei lavoratori di Trasnova, Tecnoservice, Logitech, e questo significa che sono salvi 249 lavoratori, cioè le commesse per 12 mesi per ora sono salve, e questa è una bellissima notizia, una bellissima vittoria del sindacato unito, senza passerelle, senza colpi di scena, una lotta vera, viva, che noi abbiamo seguito da subito. Tutti i sindacalisti hanno parlato, tutti i lavoratori hanno parlato ai nostri microfoni qui su Radio Libertà, nella mia trasmissione, ma su questa radio, e ci hanno fatto capire il valore, se mai fosse necessario ancora capirlo, del lavoro. E quindi quando si perde il lavoro, Antonino, è la cosa più brutta che possa capitare, no? Non trovi? Don Giussani diceva che nel lavoro, qualunque lavoro onesto, che risiede la dignità dell'essere umano. Aggiungerei anche un'altra cosa: sono operai italiani che lavorano in questo paese, che edificano la Repubblica fondata sul lavoro in questo paese, producendo automobili, producendo il meglio che questo paese su quattro ruote sa mettere. Per cui non è soltanto la proroga di quest'anno di lavoro, ma è anche e soprattutto un invito a tutti gli italiani: sosteniamo i nostri operai, sosteniamo la nostra industria automobilistica e sosteniamola malgrado ci siano delle scelte scellerate, tipo il verde ad ogni costo, che non è il verde che serve per lo sviluppo dell'Europa. Ma sosteniamo questi lavoratori, perché ognuno di loro è il nostro fratello. Per favore, Alessandra, ripeti questa notizia, che almeno una volta tanto abbiamo aperto con... Dopo il tavolo ristretto con Trasnova, oggi al Mimit a Roma, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato così deciso, una fumata bellissima, revocati tutti i licenziamenti, cioè Stellantis ha prorogato i contratti di fornitura di Logitech, Trasnova e Trasnova, Logitech e Tecnoservice per 12 mesi, cioè lo quantizziamo, 249 lavoratori sono salvi per un anno per ora, 249 lavoratori che potevano non essere salvi, potevano andare in panchina. E poi c'è questa notizia, anche Antonino, volevo commentarla con te perché tu sei un appassionato, un esperto di auto, no? So la tua passione. Alfa Romeo, però mettila un attimo da parte. Ieri il Paratò, lo abbiamo detto in trasmissione, ha parlato a Rai 1 e ha detto: ci sarà Mirafiori, ci sarà sempre questo manager capo delegazione Europa, e non soltanto stiamo facendo la 500 ibrida, ma ci sarà una 500, una piccola Fiat di prossima generazione. Tu te la compreresti una Fiat di prossima generazione? Me la comprerei, specie se avesse tutte le caratteristiche di una Fiat, cioè essere una piccola automobile che costa poco comprare e costa poco mantenere. Questo è ciò che ha permesso alla Fiat di colonizzare l'universo, perché non esiste nell'universo una fabbrica migliore della Fiat per quanto riguarda l'utilitaria, per quanto riguarda l'automobile piccola che si infila dappertutto nei centri storici, va dovunque e così via. Noi non abbiamo niente da imparare dagli altri.
anzi. Chissà se i nostri ascoltatori la comprerebbero. Vediamo un po', cerchiamo di chiederglielo, magari tu glielo chiedi nel corso della trasmissione. Ma io lo dico con legittimo orgoglio, perché nel 1960, a 19 anni, mio padre era un collaudatore della Sicil Fiat a Termini Imerese e si faceva 40 Fiat 600 al giorno, quindi lo affermo veramente con orgoglio, se mi posso permettere. Quindi, grazie Alessandra. Si è frizzato il collegamento. No, non si è frizzato, sei in diretta. Okay. Sono in diretta, si era frizzato un po'. Grazie Antonino, scusami di questa incursione, ma ci tenevo molto a dirlo, perché chiudevo la trasmissione e la notizia era andata e la stanno battendo ora tutte le agenzie. E ci tengo a dirlo proprio nella tua trasmissione, proprio anche per quello che mi hai detto adesso. Esattamente, grazie ancora, grazie. Grazie, un abbraccio, buona trasmissione, ti seguo, ti seguiamo. Grazie a te, buon lavoro. Vi ricordo Pop Economia Rumore al martedì con la nostra Alessandra Mori. Benissimo, ladies and gentlemen, noi cominciamo la nostra trasmissione. Avete ascoltato questo bellissimo video di stasera che si intitola Palle di Natale, Smile, It's Christmas Time. Lo ha realizzato l'associazione Bianca Garavaglia Onlus per l'aiuto e il sostegno di iniziative operanti nel campo dei tumori infantili, la Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori, la Pediatria Oncologica, Progetto Giovani, Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Per cui, come vedete, cerchiamo di dare buone notizie sotto questo Natale che arriva, in un momento nel quale la storia umana sta girando tutta una serie di capisaldi, tutta una serie di angoli e francamente diciamo che non so voi, ma io in questo periodo, negli ultimi 3 mesi, sì, più o meno, diciamo che negli ultimi 3 mesi ho visto veramente la storia cominciare a fare una corsa che nemmeno Sofia Goggia, quando corre tra un cancelletto e l'altro mentre scia velocissima da campionessa qual è, potrebbe probabilmente emulare. Veramente la storia sta infilando tutta una serie di curve e svolte, ripeto, nel giro di pochi giorni, che stanno veramente cambiando il mondo. Se non fosse per la caduta del muro, non c'è nessun muro che sta cadendo, ma il clima mi ricorda un po' il 1989 per certe cose, forse sto esagerando, non lo so, ma nel 1989 io c'ero. Ma adesso il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Buonasera Manfredi Potenti, buonasera onorevole, bentrovato. Buonasera a voi, piacere di sentirvi. Eccoci qua. Allora, la volta scorsa ci eravamo sentiti sul codice della strada, stavolta invece ci occupiamo di verde. Sì, di ambiente. Ecco, DDL Ambiente. Dica pure, cosa abbiamo di nuovo? Cosa succede di nuovo? Abbiamo sicuramente concluso i lavori da parte del Senato e oggi è giunta la notizia che la Camera ha definitivamente approvato il testo del cosiddetto decreto ambiente. Abbiamo quindi definito una serie di normative, di aggiornamenti normativi anche volti a semplificare alcune procedure che servono prevalentemente per raggiungere una serie di obiettivi a cui l'Italia si è vincolata al 2030 relativi all'abbattimento del cosiddetto la cosiddetta decarbonizzazione. A questo tipo di obiettivo sono collegati investimenti molto consistenti che devono passare una valutazione di impatto ambientale, una valutazione anche di una VAS cosiddetta, attraverso l'esame dei progetti presentati. Noi abbiamo fatto sostanzialmente nella prima parte di questo decreto una operazione di semplificazione, ma anche di elencazione di progetti prioritari che devono essere in qualche modo collegati all'efficientamento energetico e a quella che si chiama comunemente transizione energetica. Poi, collegato a questo, a questo primo importante elemento,
tutta una serie di norme a cui siamo riusciti anche ad introdurre poche ma importanti novità in sede di esame in Commissione ottava del Senato, e siamo in sostanza riusciti a concludere un testo nel quale si parla ad esempio anche di tutela dell'acqua, di valorizzazione di operazioni, anche di appunto prevenzione idrogeologica. Ricordo fra tutti l'emendamento della Lega che permetterà dal 2026 di stanziare 6 milioni annui per incrementare le assunzioni nelle autorità di bacino, una misura molto attesa perché questi organismi di cui magari si conosce poco sono in realtà molto importanti per la progettazione, la programmazione, l'esecuzione di lavori di prevenzione appunto per quelle manifestazioni anche meteorologiche a cui siamo ormai purtroppo abituati. E oltre a queste, delle norme che rendono ad esempio prioritari interventi strategici sull'acquedotto pugliese, una struttura risalente a prima della seconda guerra mondiale, e così via, tanti altri interventi. Ricordo fra tutta la possibilità, la proroga del conferimento straordinario rispetto a quelli che sono i limiti ordinari di legge dei rifiuti speciali in discarica, una norma di cui avevamo in qualche modo bisogno per ancora la non autosufficienza impiantistica di molte aree del territorio nazionale, e quindi tutta una serie di norme che vengono collegate alla esigenza di agevolare, semplificare e incrementare azioni in generale a tutela dell'ambiente. Devo dire che nel complesso, durante la discussione di questo testo, tutto si è incentrato molto sul tema dell'energia. Anche nel mio intervento d'aula ho sottolineato quanto sia importante all'interno della diversificazione della produzione industriale, ad esempio, aver introdotto tra le priorità, ricordavo prima, degli interventi a cui dobbiamo essere in grado di dare una risposta rapida, quelli sui cosiddetti pompaggi idroelettrici, ovvero sia quelle realtà infrastrutturali che attraverso le dighe consentono di produrre energia programmabile, ovvero sia appunto continua, e alla quale si può attingere con certezza di continuità nella tensione elettrica che viene prodotta, grazie a queste strutture di cui siamo fortunatamente molto ricchi nell'arco appenninico e soprattutto quello alpino. Quindi un tema, quello dell'energia, su cui dobbiamo ancora investire molto. Siamo uno dei paesi in cui il cosiddetto PUN, quello che è il prezzo unico di riferimento, è ancora molto alto. I cittadini hanno ancora la chiara percezione di quanto sia rischioso, ad esempio nell'ambito di quelle che sono le forniture che ci provengono dall'estero di gas, doversi esporre ai rischi di in qualche modo situazioni internazionali, anche militari, che possono determinare un aumento del costo del gas e quindi dell'energia. Quindi sta a noi, attraverso l'uso di tecnologie quali ad esempio quelle del nucleare, che ci potrebbero permettere oggi di utilizzare piccoli impianti non centrali, ma piccoli impianti micro e small modular reactor, per garantirci una produzione di energia elettrica in continuità, quindi programmabile, affiancate appunto alle fonti di energia in qualche modo prodotta da fonti rinnovabili quali l'eolico e il fotovoltaico. Quindi questo provvedimento è un altro tassello nel percorso che ci deve portare, naturalmente senza forzature per il sistema economico, a raggiungere una neutralità carbonica, a cui noi siamo paese vincolato in virtù degli impegni assunti in ambito comunitario e internazionale. Certo, la speranza è che sia comunque una neutralità carbonica che rispetti anche le nostre attività industriali. Questo è considerato che non possiamo certo rinunciare a settori come l'automotive per fare un favore all'Europa. Infatti qui ho ricordato in aula quanto ad esempio i 5 Stelle che avevano in passato osannato delle iniziative come quelle di Greta Thunberg, manifestazioni volte
impressionare i cittadini oggi si siano ricreduti e stiano ad esempio in Regione Sardegna facendo una sorta di interdizione normativa con l'individuazione veramente di un ridotto numero di aree idonee a quelle che fino a ieri loro ritenevano le fonti di energia rinnovabile, che in realtà purtroppo da sole si dimostrano non sufficienti a garantire quella che lei ricordava essere appunto l'esigenza e il fabbisogno delle realtà produttive industriali pesanti, cosiddette energivore, a cui invece dovremmo garantire energia in maniera continuativa e a basso costo, e possibilmente riducendo ancora di più l'utilizzo del gas e di quelle importazioni che abbiamo, insomma, di cui siamo ancora dipendenti, proprio per garantire la continuità produttiva a costi, diciamo, ridotti, e far sì che allo stesso tempo, ecco, l'utilizzo, diciamo, la produzione di questa energia escluda emissioni, per cui abbiamo purtroppo, insomma, questi vincoli stringenti che noi speriamo di poter anche in qualche modo allentare, soprattutto su quelle diciamo scadenze molto criticabili, che sono ad esempio l'uso del motore endotermico al 2035, su cui come Lega ci siamo sempre e molto opposti. Certamente. Senta, io sento che in aula abbiamo ancora una quarantina di secondi. Le chiedo di diventare il nostro inviato. Di che cosa si sta parlando in questo momento? Si sta parlando di lavoro, stiamo discutendo delle pregiudiziali, stiamo sostanzialmente in fase di esame del cosiddetto collegato lavoro, un testo molto importante atteso da tutto il mondo del lavoro e della produzione. Altresì poco fa abbiamo, sempre in materia di lavoro, purtroppo ricordato diciamo con una piccola commemorazione il gravissimo incidente accaduto a Calenzano in Toscana, nel quale appunto sono morte 5 persone e oltre 20 feriti hanno subito diciamo delle gravi conseguenze per questa tragedia sul lavoro. Quindi questo per dire, ecco, che la materia del lavoro è all'attenzione del Parlamento. Noi siamo assolutamente convinti che debba continuare l'azione del governo sul fronte della prevenzione, il contrasto, insomma, a quelle che sono delle condotte purtroppo anche a rischio nell'ambito delle attività lavorative, e siamo sicuramente sempre pronti a rispondere anche a queste gravissime conseguenze dei drammi del lavoro. Molto bene, allora buon lavoro e grazie ancora, onorevole. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie, buona serata. Adesso pausa, poi torniamo con Grandmaster Flash and the Furious 5, The Message, Il Messaggio 1982 e Fabio Amendolara, tra poco. Qui Parlamento.
A te la linea. Grazie Lawrence, don't push me so much close to the edge, I'm trying not to lose my head. Non spingermi troppo sull'angolo, non mi mettere troppo nell'angolo, altrimenti perderò. Sto cercando di non perdere la testa. Era il 1982, Grandmaster Flash and the Furious Five con The Message, il messaggio. Davano in là a quella che oggi è chiamata musica rap. Il pezzo, tra l'altro, il video è famoso almeno per gli appassionati, perché all'inizio in questo video girato con falsi colori nella New York, diciamo un po' malandata del 1982, la prima auto che si vede nei primi secondi del video è una Fiat Brava, cioè la 131 Mirafiori in versione americana, che è una cosa che è un'apparizione veramente, vette altissime, credetevi. Se vi capita, cercate il video su YouTube, che tanto c'è, è proprio nei primi secondi del video. Va bene, allora, perché Grandmaster Flash and the Furious Five? Perché il rap? Perché il rap nasce, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, come musica di protesta nell'America dei primi anni '80, soprattutto nei quartieri disagiati. I quartieri disagiati di cui in Italia cominciamo ad avere tutta una serie di esempi: Zingonia, oppure la Barriera Milano, oppure ancora la stazione Termini a Roma, Scampia, lo Zen a Palermo, Arcella a Padova, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, l'elenco di questi quartieri è stato fatto da Fabio Amendolara della Verità, con cui ho parlato stamattina. Prima però di dare il là al faccia a faccia con Fabio Amendolara, io vi voglio leggere una cosa che ha battuto adesso Maurizio Bolognetti. Sapete che lui in questi giorni sta tenendo un digiuno per avere verità e informazione per quanto riguarda l'acqua pubblica in Basilicata. Poco fa ha scritto: mezza tazzina di caffè per onorare e corrispondere alle parole che mi ha rivolto Angelo Chiorazzi e che hanno nutrito la mia fame di verità, democrazia, giustizia e libertà. Per questo, per il resto, non posso sospendere ancora, non ora, quindi proseguo col digiuno fino alle 23:59 e poi passerò, come preannunciato, allo sciopero della sete. Spero che già da domani possano crearsi le condizioni per sospendere. Un abbraccio a tutti voi, buon lavoro al Consiglio regionale, in questo caso della Basilicata, spes contra spam, Maurizio Bolognetti. Maurizio Bolognetti, come sapete, tra l'altro è segretario dei Radicali Lucani, e appunto non è la prima volta che lui ricorre alla protesta non violenta, al digiuno e poi anche allo sciopero della sete, quando vuole avere verità e giustizia. Soprattutto il concetto è conoscere per deliberare. Ripeto quello che Roberto Gervaso scrisse nell'81 per il suo amico Marco Pannella, che era amico anche del nostro, grande amico del nostro Maurizio Bolognetti: in un paese di marmotte e di ghiri come questo, un picchio così ci voleva. Come vedete, il picchio continua a colpire. Va bene, allora, tornando a noi, parliamo allora di periferie degradate, di quartieri difficili, soprattutto i bande che non ascoltano il rap ma la trap, trap che con il suo contenuto violento, insomma, non aiutano certo a distendere gli animi e rischiano col tempo di produrre delle vere e proprie ballie anche a casa nostra. Allora, Lorenz, se sei pronto, vai pure con l'intervista a Fabio Amendolara della Verità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio.
Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile. Le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Niente Antonino, a te la linea. Mi pare davvero strano. Aspetta che ora adesso ti passo la registrazione, perché in questo momento a me funziona perfettamente. Non capisco perché ti crea questo problema. Comunque adesso vediamo che cosa possiamo fare. Purtroppo questi sono anche i capricci della tecnologia che ogni tanto ci possono lasciare un po' a piedi, però noi abbiamo sempre la soluzione. Nel frattempo apriamo i telefoni 0292947222 se volete essere dei nostri, se volete naturalmente dire la vostra e se vi va anche di diciamo così commentare le ultime notizie, quello che succede nel nostro paese, quello che succede anche nel mondo, diciamo così, per tutto quello che c'è. Vediamo un attimo se ce la facciamo e vediamo un attimo se la nuova versione di questo file che ora ti giro dovrebbe speriamo debba funzionare, speriamo riesca a funzionare, perché chiaramente noi abbiamo preparato le interviste, abbiamo preparato tutto, poi sul più bello ci troviamo questa sorpresa e non è propriamente il massimo. Allora, un momentino che vediamo di arrivare a Dama e vediamo di portare a casa questo risultato, non vi preoccupate. Nel mentre noi diamo un'occhiata alle agenzie, vediamo che cosa sta succedendo in questo nostro mondo. Davvero strana la tecnologia, Lorenz. Questo poi ne discuteremo con i tecnici, non ti preoccupare, questi sono inconvenienti di percorso che possono succedere. Adesso vediamo se questa versione che ti mando riesce in qualche modo a soddisfare le esose richieste
della nostra tecnologia. Va bene, comunque tornando a noi, diamo un'occhiata alle agenzie. Nel frattempo, mentre la macchina sta lavorando per noi, maltrattamenti e lesioni alla ex, siamo sull'Ansa, Caffo condannato a 4 anni, colpito per educarne 1000, la procura aveva chiesto una condanna ai 4 anni e mezzo, il filosofo su un piano morale chiedo scusa, sono molto dispiaciuto. L'esplosione a Calenzano, trovato il corpo dell'ultimo disperso, prima ne parlavamo infatti con l'onorevole Potenti, trovato il corpo dell'ultimo disperso, 5 le vittime, l'agguata a Manhattan, Mangione incriminato per l'omicidio del CEO, la famiglia devastati e sotto shock, i trasporti, scontro sullo sciopero del 13 dicembre, Salvini precetta ma c'è il muro dei sindacati. Andiamo a vedere allora che cosa sta succedendo, in particolare per quanto riguarda la questione di questo benedetto sciopero, perché in Italia noi non ci facciamo mancare mai niente, veramente. Anche perché voglio vedere venerdì prossimo chi è che sciopererà e chi è che andrà a lavorare. Allora, andiamo a dare un'occhiatina appunto qui sull'Ansa a proposito non di Caffo, parliamo dello sciopero, momento che lo recuperiamo, ecco qua. Salvini precetta ma c'è il muro dei sindacati, ecco che si carica. Lo sciopero di venerdì a 10 giorni al Natale era inammissibile, quindi ho firmato la riduzione a 4 ore dello sciopero. Lo ha detto il ministro dei trasporti Matteo Salvini a margine dell'assemblea scusate, della FIAIP, commentando l'esito dell'incontro col sindacato di base e precisando che lo sciopero è un diritto sacrosanto, ma su quello di venerdì ho chiesto di ridurre le 24 ore di sciopero, mi hanno detto no, educatamente, ma mi hanno detto di no. Formalizzerò la mia richiesta di ridurre a 4 ore la giornata di sciopero per garantire a chi vuole scioperare il diritto di sciopero, ma per non bloccare l'Italia intera a 10 giorni dal Natale. Ora la risposta appunto del sindacato. La risposta del sindacato è questa. State un po' a sentire. Ecco qua. Forse abbiamo il file giusto stavolta. Vediamo. Lo sciopero generale del prossimo 13 dicembre nel settore trasporti. Un incontro che si è rivelato una liturgia. USB conferma lo sciopero nella sua forma originaria. Non cediamo alle richieste del ministro che ha rilanciato a mezzo stampa, non appena finito l'incontro, l'intenzione di ridurre lo sciopero a 4 ore. Questo viene affermato dal sindacato di base che ha proclamato la mobilitazione. Abbiamo ribadito al Ministro, infatti, come la Commissione di garanzia non abbia trovato niente da eccepire sullo sciopero generale del 13 dicembre che coinvolgerà tutte le categorie pubbliche e private, oltre quella dei trasporti. Sconsigliamo quindi il Ministro a procedere con un'ordinanza, scrive USB. Già lo scorso anno, in una situazione analoga, il nostro sindacato aveva disobbedito alla precettazione e aveva fatto ricorso al TAR vincendolo. Insomma, bella gente, fatevi il segno della croce per pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Vai, Antonino. Rieccoci qua. Allora, stavo dicendo, per venerdì, amiche e amici miei, vista la situazione, fatevi il segno della croce, dopodiché che Dio ce la mandi buona. Detto ciò, finalmente l'intervista a Fabio Mendolara funziona, quindi Lorenz, se vuoi vai pure. E allora, voi poco fa avete ascoltato, prima di questo faccia a faccia col gradito ospite che ora vi vado a presentare, un pezzo del 1982, Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message, che comunemente viene indicato come l'inizio della musica rap in America, ma soprattutto era l'espressione
lo si vede anche dal video, l'espressione del disagio delle periferie. E io ora voglio parlare con uno che probabilmente oggi scriverebbe il seguito di The Message 40 anni e passa dopo, perché lo stesso disagio ce l'abbiamo adesso anche in Italia e probabilmente è un disagio anche politicizzato e religiosamente politicizzato. Non lo dico come battuta, lo dico invece come preoccupazione. Chi è? È Fabio Amendolara, collega valentissimo della Verità, che io ringrazio come sempre del suo tempo e della sua cortesia, che ieri ha scritto 2 pagine molto ben informate, come sempre molto ben preparate come nel suo stile, 1, 10, 100 corvetto sulla Verità, le altre periferie pronte ad esplodere, perché appunto non c'è soltanto il corvetto a Milano, c'è il famoso Quarto Giaro, c'è Zingonia a Bergamo, il Carmine a Brescia, Borgo Roma a Verona, l'Arcella a Padova, la Bolognina a Milano, a Bologna, scusate, il centro storico di Prato, le piagge a Firenze, Scampia a Napoli, Palermo con lo Zen, San Pier d'Arena e molto molto altro ancora. E non si tratta solo di questioni di criminalità o microcriminalità. Tu che ne dici, Fabio? Intanto grazie del tuo tempo e ben trovato. Grazie a te e ai radioascoltatori. Hai reso bene l'idea con la canzone che hai mandato prima. E lo stiamo vivendo oggi. Noi quando ci siamo chiesti, ma è possibile che solo a corvetto è bastata una scintilla per innescare tutto quello che è accaduto? Abbiamo cominciato un po' a lavorarci e ne è uscito fuori un bel reportage da oltre 20 città italiane che hanno dei quartieri dove il rischio che scoppi una maxi rissa, una rivolta è dietro l'angolo. Dopo la pubblicazione di queste 2 pagine, soprattutto con una bella intervista di un criminologo, Sergio Caruso, che è diciamo un formatore delle forze di polizia, che ha lanciato degli allarmi interessanti, soprattutto sulle baby gang, perché poi sono questi gruppi giovanili, soprattutto formati e composti da stranieri di seconda generazione, che alimentano e che hanno anche una rete tra loro, abbiamo scoperto. Avete visto a Corvetto, poi sono accorsi altri facinorosi da altri quartieri. Quindi c'è una rete di queste baby gang e ci diceva Caruso che è un fenomeno in crescita e che cammina un po', diciamo, quasi inosservato. Ce ne accorgiamo solo quando ci sono operazioni di polizia o dei pestaggi eclatanti, però questi qui sono presenti quotidianamente, presidiano il territorio come se fossero delle gang criminali di criminalità organizzata. In alcuni casi sono anche collegati proprio alla criminalità organizzata. Quindi è un fenomeno da non sottovalutare. E dicevo, dopo la pubblicazione di queste 2 pagine, tra ieri e oggi mi sono arrivate almeno una trentina di segnalazioni da varie città italiane e soprattutto dall'area emiliana, che noi in effetti, devo dire, oltre a Bologna, insomma, avevamo un po' tralasciato, e soprattutto dalla provincia di Reggio Emilia. Mi stanno raccontando scene veramente raccapriccianti che non finiscono neanche sulla stampa locale, quindi è un fenomeno quasi nascosto. È come se ci fosse un sottobosco che sfugge, che è come dire, conosciuto solo da chi vive il dramma di quei quartieri. Chi vive in quei quartieri, mi riferisco ai vecchi residenti, che cominciano ad avere delle grandi difficoltà a potersi muovere liberamente, soprattutto di notte, ma in alcuni casi anche di giorno. Esatto. Volevo dirti però una cosa, mentre tu parlavi di baby gang. Ecco, mi hai ricordato un fatto. 15-20 anni fa, quando io
sì, terminavo gli studi qui all'università a Milano, esplose drammaticamente. Per un periodo fu anche seguito dai giornali il fenomeno delle baby gang, soprattutto dei giovani latinos, che poi si è riproposto anche verso la fine dello scorso decennio. Dopodiché sono completamente spariti, non se ne parla più dei latinos, non si parla più di questo a Milano, non si parla più della loro presenza. E poi vorrei osservare una cosa con te. Tu hai messo Barriera Milano, hai messo Corvetto, cioè sono quartieri, nel caso per esempio di Torino, Barriera Milano, che storicamente sono nati negli anni 60 ed erano quartieri tipicamente abitati dai meridionali che si erano inurbati per andare a lavorare alla Fiat, come si chiamava allora, quando Torino era Fiatville. Non c'erano solo quelli che lavoravano onestamente, c'era anche chi era molto meno onesto e però garantiva, non sto facendo ovviamente una lode a tutto questo, però garantiva una sorta di ordine locale. Dopodiché che è successo? Le varie mafie sono cresciute, hanno cambiato business, la gente è cambiata, alcuni sono andati via, altri sono morti e poi ci siamo ritrovati tutta questa immigrazione fuori controllo. Che è successo? No, le città si stanno trasformando e oltretutto Corvetto parliamo neanche di periferia estrema, e siamo veramente a 2 passi dal centro. Ed è attaccato a quartieri che sono considerati, è proprio confinante, con quartieri che sono considerati di pregio. Quindi è dietro l'angolo praticamente Corvetto e anche le altre Corvetto d'Italia sono sempre dietro l'angolo. Ci sono quei quartieri, come dicevi tu, che inizialmente sono nati un po' come edilizia popolare, poi sono stati abbandonati, diciamo, da quelle generazioni di cui parlavi tu, dei lavoratori, degli operai, e sono quasi tutti quartieri operai, anche la Bolognina, anche a Roma San Lorenzo. San Lorenzo è il quartiere operaio per eccellenza. È diventato ostaggio di immigrati spesso clandestini, di barboni, non sono più solo le aree contigue alle stazioni, ma ci sono interi quartieri. A Mestre, per esempio, nei casolari abbandonati dell'area industriale di Marghera, ci sono insediamenti interi di gruppi etnici, ci sono interi quartieri italiani, o addirittura prima nominavi Zingonia, cittadina, insomma, un paese in provincia di Bergamo, Sì. che ha un numero di residenti stranieri impressionante, siamo oltre il 53%. Tutti quando diciamo l'Africa in Italia, pensiamo subito a Castelvolturno. Sì. Ora io è un posto che ho frequentato spesso, Castelvolturno, abbiamo raccontato veramente storie incredibili e dove in effetti in alcune zone, soprattutto sulla litoranea, difficile incontrare un italiano. E io quando andavo in giro mi sentivo chiamare "Ehi bianco", perché ero l'unico praticamente. Ma ora a Zingone non ci sono mai stato, però me la raccontano come un posto dove i negozi, i bar sono tutti etnici. E prima mi dicevi dei latinos. Sì. Non sono per niente spariti. Sono quasi sempre, se fate una piccola ricerca su Google, sono quasi sempre presenti nelle risse etniche. Questo è un altro fenomeno molto diffuso in Italia. Ci sono spesso scontri tra varie etnie. I latinos ci sono quasi sempre coinvolti. Ricorderete tutti la faida per consentirsi, per conquistare, diciamo così, l'hotel a Firenze dove è scomparsa la piccola Cata, della quale non si è saputo più nulla. E lì c'era una contesa tra i latinos e i romeni.
Ora, questa faida, diciamo così, tra latinos che devono essere molto litigiosi, peruviani di solito, e romeni, immigrati dell'est, ma soprattutto magrebini e centrafricani, è molto amplificata, per esempio a Genova. In Liguria i latinos la fanno veramente da padrone, e negli scontri etnici sono quasi sempre, come dire, sono quasi sempre promotori. Quindi anche quello delle risse, ne abbiamo viste diverse. A Roma ce n'è stata una veramente impressionante, poco dopo, diciamo alla fine dell'estate, ma sono veramente all'ordine del giorno. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ecco, tanto per gradire. E allora, tra l'altro, tu dicevi prima Zingonia. Zingonia, ecco, uno degli elementi di certi quartieri, non è il caso della Barriera di Torino o delle Vele di Scampia, che nascevano come edilizia popolare, queste ultime, però Zingonia, per esempio, era nata come residenza di pregio, era stata concepita da questo imprenditore visionario bergamasco negli anni 60-70 come la città del futuro, nella quale tutti sarebbero andati a vivere per avere la possibilità di godere di appartamenti di pregio, di realtà, diciamo così, che non si sarebbero certo comprate per 4 soldi o con dei mutui a piccole cifre. Eppure alla fine c'è anche questo abbandono di questi progetti, c'è anche questo abbandono di questi posti, diciamo, che in teoria dovevano essere per gente ad alto reddito, e poi si creano le situazioni criminogene. E naturalmente la domanda allora successiva è questa: ma lo Stato in tutto ciò che cosa fa? Cioè, che fa? Come era una volta nel Bronx, che i poliziotti arrivavano, tiravano giù pure le sicure delle loro autopattuglie e scappavano via il prima possibile? Cioè, lo Stato italiano davanti a queste realtà che alla fine si conoscono, si sanno dove sono, cosa vuole fare? Allora, hai introdotto due temi. Uno legato, diciamo, a un grande fallimento, che era questa visione legata a Zingonia, e che io rivedo molto nel villaggio Coppola di Castelvolturno. Sì, Anche quello era nato per diventare sulla via Domiziana il luogo dei VIP napoletani che avrebbero dovuto passare l'estate al mare. E poi è diventato, oggi il villaggio Coppola è interamente occupato da africani. E così Zingonia. Quindi c'è questo fallimento delle visioni, diciamo, di quegli anni, perché nascono entrambi diciamo più o meno nello stesso periodo. Detto questo, cosa fa diciamo lo Stato? Area per area, tra quelle che abbiamo analizzato, c'è chi si organizza come può, chi ha provato a far fare, diciamo, dei maggiori controlli da parte della polizia locale, chi ha proposto la presenza dell'esercito, soprattutto nelle aree, diciamo, più in difficoltà. Però in sostanza anche qui ci torna utile quello che ci ha raccontato il criminologo, e più che altro, più che la repressione che oggi è necessaria per rimettere un po' le cose a posto, però bisogna cominciare a programmare un'azione di prevenzione, cioè questi non integrati hanno bisogno di essere accompagnati, bisogna educarli. Questi ragazzi che abbandonano le scuole e che poi si dedicano al trap, alla musica violenta e a presidiare le strade, magari spacciando droga o commettendo atti di bullismo e rapine, hanno bisogno di tornare a scuola, hanno bisogno di apprendere
la cultura italiana, hanno bisogno di confrontarsi con chi da sempre vive quei territori. Invece ci sono dei tentativi di escludere i vecchi residenti per poter occupare quelle zone, per continuare ad occupare quelle zone. È un fenomeno che oggi è veramente molto... Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci, casomai mondiali. Due realtà. E allora, buonasera a tutti. Poi tutta l'intervista domani sera per il problema tecnico che abbiamo avuto. Chiedo scusa anche a voi cari ascoltatori. Intanto cominciamo questa rubrica, appunto, come ogni martedì, in attesa di giustizia. Stasera l'avvocato Claudio De Filippi ha fatto le cose in grande e abbiamo un ospite che è un collega, scrive per il giornale, molto attento alle questioni di magistratura e giustizia. Io ho il piacere di avere come nostro ospite, del resto voi lo conoscete già da tempo, Stefano Zurlo del Giornale, insieme con l'avvocato De Filippi. Buonasera a entrambi. Ciao, salve a tutti. Ciao. Allora, caro avvocato, questa sera parliamo di libri, o sbaglio? Diciamo che il titolo del nostro programma, in senso non plurale maiestatis, è In attesa di giustizia, ma in questo caso io, conoscendo Stefano da parecchi anni, visto che c'è il suo libro, che poi c'è il Natale ovviamente adesso, ma il libro di Stefano è appunto un libro coraggioso, perché parla degli errori anche giudiziari, comunque dei problemi della giustizia, nello specifico dei disciplinari dei magistrati. Ecco, diciamo che Stefano Zurlo, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, giornalista del Giornale, personaggio televisivo, scrittore e quant'altro, si occupa in modo specifico dei procedimenti disciplinari dei magistrati e ovviamente a volte emergono dei fatti sconcertanti e per cui poi adesso chiediamo a Stefano appunto conferma di questa situazione. Ecco, mi permetto di ricordare ai nostri ascoltatori il volume Stefano Zurlo, Peccati e vizi nelle sentenze del CSM. Il titolo è Il nuovo libro nero della magistratura, tra l'altro edito da Baldini e Castoldi per la collana Gli Scarabei. Tra l'altro ho il piacere di notare che c'è anche la prefazione di un altro amico che è il giudice Valerio De Gioia, persona quanto mai ragionevole e quanto mai attenta a cogliere anche certi cattivi comportamenti della nostra magistratura. Stefano, allora, che quadro emerge da questo nuovo libro nero, che già come titolo e il quadro mi sembra abbastanza fosco, ma cosa abbiamo di nuovo? Ecco. Ma buonasera ancora a tutti. Beh, quello che abbiamo di nuovo, ahimè, è il ripetersi di vicende che mettono in luce le vulnerabilità, i vizi, le debolezze, i difetti, i peccati, gli errori, chiamiamoli come vogliamo, di alcuni magistrati che naturalmente occupano posizioni molto importanti nella magistratura italiana, ma che poi sono responsabili invece di comportamenti appunto scorretti nella vita privata o peggio ancora nella vita pubblica. E queste carte, come è stato correttamente, giustamente detto prima, non è che le ho rubate di notte chissà dove, sono le carte della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, dove si svolgono questi processi appunto, scusate che se ripeto sempre la stessa parola, disciplinari, a questi magistrati. Io non ho fatto altro che prenderle, leggerle e ne ho raccontate nel nuovo libro nero 30-35, ma ahimè avrei potuto proseguirle e oggi che il libro è già in circolazione da qualche settimana potremmo già aggiornarlo con altre vicende. E qui non voglio entrare in grandi
sofisticate discussioni come ha fatto Palamara, sistemi, correnti. No, le storie sono molto più terra-terra, forse un livello ancora precedente. La giudice che vuole assolutamente l'anello di Cartier ed è disposta a fare carte false, il magistrato che vuole per forza la tribuna all'Olimpico, amico dell'imprenditore che gli paga pranzo, cena, stadio e compagnia. E poi i casi molto più gravi, naturalmente. Il caso che apre il libro, per capirci, è il caso di un sostituto procuratore generale della Cassazione che spacca il naso alla moglie. Lei va al pronto soccorso, poi però ritratta, poi dice che forse lei si è fatta male col telefono. Non so se avete mai sentito qualcuno che si fa male perché gli arriva addosso il telefono. Ecco, dice ma forse è stato il telefono che mi ha fatto male, che mi ha colpito, ma non mio marito. Insomma, una storia un po', come posso dire, surreale. E l'ultimo caso, tanto per capire di cosa stiamo parlando, qui parliamo addirittura di un magistrato che prima di andare in udienza in un processo penale non lo trovano e finisce che poi era in bagno svenuto, ahimè, per una crisi di overdose da cocaina. Questo succede in un tribunale italiano, non è che stiamo parlando di, capite, di chissà che cosa. E purtroppo questi casi ce ne sono molti, sono pochissimo raccontati, pochissimo noti all'opinione pubblica, e invece sono casi assolutamente drammatici. Il magistrato che fa sospendere di forza i lavori che fanno nel suo condominio per aprire un bar, un locale, perché dice che gli danno fastidio, voi non sapete, lei non sa chi sono io. E insomma, avanti con storie di abusi, di potere, di tracotanza, che naturalmente sono di una parte piccola della magistratura, però insomma fanno riflettere, e poi insomma emergono anche delle domande, come posso dire, di sistema, arrivando a tirare delle conclusioni, si arriva anche a porsi delle domande di sistema, come funziona o funziona male o non funziona tutto il sistema sanzionatorio della giustizia italiana. Beh, quella della cella vista mare è una cosa che sembra uscita dal film È arrivato mio fratello di Pozzetto dell'84, quando il fratello del professor Ceciotti, che è Pozzetto stesso, torna, dice: in questi anni non mi hai mai scritto una cartolina. Sì che te ne ho mandata una da Porto Longone. Ecco, mi sembra che anche lui avesse la cella vista mare, insomma, ma siamo andati dal tintinnio di manette di cui parlava Scalfaro a questo. Sai, qui la cella vista mare, purtroppo la cella vista mare è quella che viene minacciata a un teste, badate bene, un teste, non un imputato, di un procedimento che si svolge a Trani in Puglia, e i pubblici ministeri chiamano questo testimone, che è un signore di una certa età, e gli dicono: devi dire così, se no guarda che dalla cella si vede il mare, tu vai in cella, il mare, ti fai le vacanze qua, qui siamo in un posto di mare, insomma minacce contro minacce, finché questo a un certo punto dice: ma scusate, io perché devo inguaiare qualcuno di cui non so nulla, che non ha fatto nulla, e non mi risulta che abbia fatto nulla. Fate quello che volete, ma io non posso che dire la verità. E resiste, e alla fine di questo spaventoso interrogatorio lui non cambia versione, e poi naturalmente questi due magistrati vengono puniti in sede disciplinare e anche prima in sede penale, e sono stati condannati per tentata violenza privata. Questa è una delle tante storie appunto di abusi che poi purtroppo, e non voglio generalizzare, però è giusto raccontare, è giusto descrivere, è giusto insomma riflettere su queste vicende, sono, ahimè, come dicevo prima, patrimonio comune, perché vicende così sono capitate a più di una persona. Ripeto, non voglio generalizzare, il libro non è un attacco di questi così, certo, tanto per sport, non mi interessa, non appartiene alla mia mentalità, e tra l'altro molte storie mi sono state addirittura date in una specie di, come posso dire, di passaparola da molti magistrati che ci tengono invece a dire: noi lavoriamo bene, e mi dicevano tipo, faccio un esempio un po' per ridere, anche se la storia non è da ridere: ce l'hai questa, ce l'hai quella, ti hanno raccontato questa, hai trovato le carte di quella, perché voi potete immaginare Consiglio Superiore, sezione disciplinare, tante storie che
arrivano giorno dopo giorno, mesi dopo mesi, anno dopo anno, quindi uno andando un po' all'indietro può pescare, insomma salta fuori di tutto, dalle foto porno della PM agli abusi di potere, ai procedimenti dimenticati, agli imputati lasciati dimenticati in cella con una dormita collettiva naturalmente anche dell'avvocato difensore, i processi tirati per le lunghe, insomma storture di ogni tipo. Ecco, e noi siamo con quei magistrati, perché anche noi la pensiamo come De Gioia, che nella prefazione dice giustamente, passando alle riflessioni più serie, perché la giustizia è una cosa seria, soprattutto quando a essere giudicati sono i magistrati, il procedimento disciplinare è una brutta bestia, ti rovina la carriera. E questo è un bene se a essere sanzionati sono soggetti che hanno commesso degli illeciti. Questo è fuori discussione. Quando però a essere coinvolto, scrive ancora De Gioia, un magistrato che ha sempre lavorato correttamente e definendo in tempi brevissimi numerosi processi, abbiamo un problema che riguarda l'intera società, che di quel magistrato sogno. Avvocato De Filippi, e allora che si fa? Avvocato Antonino, io intanto volevo chiedere a Stefano come mai questa sua specializzazione, perché non tanto perché interessi i casi certamente, ma per quale ragione solo lui si occupi di queste questioni, perché altri giornalisti non se ne occupano? Questa domanda, caro avvocato, dovresti fare agli altri giornalisti, nel senso che io parlo per me e mi ricordo la prima volta che mi sono occupato di questa cosa, la fatica enorme per avere queste carte. Oggi fai una richiesta, ti arrivano, ma io mi ricordo la prima volta che le ho chieste che mi guardavano come una specie di infastidioso intruso al CSM a dire questo cosa vuole, ma questo cosa va a chiedere. Tuttora vedo che sui giornali se ne parla un po' di più, ma insomma ancora, come dire, deve ancora sedimentare tutto questo tema nell'opinione pubblica. Però ripeto, la magistratura è un crocevia, un ordine, un potere, chiamatela come volete, un cardine dello Stato. Non si capisce perché queste storie non debbano essere raccontate, non debbano entrare nei radar dell'opinione pubblica. Fra l'altro, scusa, prego. No, fai benissimo Stefano a raccontarle, perché sei l'unico, secondo me, non le racconta nessuno, alcuni magari anche per timori, di ritorsioni, di altre robe, quindi sinceramente mi sembra che il tuo sia un lavoro encomiabile. Se non volevi chiudere, ce ne sono veramente molte, no, voglio dire, di queste storie purtroppo ce ne sono molte, perché insomma quest'anno poi sui giornali qualcosa è arrivato, c'è stato il caso di questo giudice poeta che è finito sui giornali, che era questo che non riusciva a concludere nulla e alla fine nell'ufficio gli dicevano: senti, tu non devi fare niente, ma noi ti scriviamo noi le sentenze. E lui ha detto: no, ma io non faccio niente, io non voglio fare niente, non sono in grado, non ce la faccio. Qui insomma eravamo in una situazione di disagio, di difficoltà, non so come chiamarla. Alla fine è stato espulso, loro dicono no, rimosso dalla magistratura, e lui ha concesso un'intervista sconvolgente al mio collega del giornale, a Luca Fazzo, dove ha detto testualmente, andatevela a vedere, naturalmente la riporto nel libro, e lui ha detto: ci fossero stati i test attitudinali io non avrei fatto il magistrato, sicuramente non li avrei passati e sarebbe stato un bene per la società e pure per me. Questo è quello che lui ha detto pochissimi mesi fa, perché questa storia l'ho inserita all'ultimissimo secondo, perché è capitata proprio in coda, proprio qualche mese fa. Quindi Berlusconi aveva ragione quando li proponeva, che l'avevano preso a male parole sostanzialmente. Ti volevo chiedere questo, riallacciandomi un attimo a quello che dice Antonino, perché io sono sempre un po' anche bastian contrario, ovvio che quando i giudici sbagliano, poi ti faccio un'ultima domanda alla fine, devono pagare, però non so se il Consiglio di Superiore della Magistratura renda giustizia come giusto che sia. Ma volevo chiedere, ti è capitato di vedere anche dei casi di magistrati che sono accusati infondatamente e anche persecutoriamente, magari per le loro idee, magari perché sono giudici coraggiosi, magari perché non si mettono dalla parte del potere e quindi difendono i cittadini inermi, i cittadini fragili, i cittadini che hanno bisogno e stanno dalla parte del diritto, e proprio per questo
vengono perseguitati e anche sottoposti a procedimenti disciplinari infondati? Guarda, la domanda è, come dire, molto maliziosa e molto pertinente insieme, e la risposta è naturalmente affermativa, cioè sono un po' le due questioni di fondo che emergono dal libro. Il primo aspetto di sistema, lo accennavo prima, che ti domandi e dici va bene, ma questo per quello che ha fatto tira un pugno alla moglie, la moglie va al pronto soccorso e lui continua tranquillamente a fare il suo lavoro, punto di domanda. E di questi punti di domanda purtroppo se ne possono mettere in fila tanti, procedimenti un po' troppo, come dire, buonisti, molte sanzioni disciplinari un po' all'acqua di rosa, forse oggi un pochino meno nel CSM a guida Pinelli, ma certo si fa fatica a far passare una mentalità, non che debba dare chissà quale condanna, io non amo le condanne cosiddette esemplari, ma insomma che si pulisca chi ha sbagliato, punto. E questo è un grande tema che aleggia sul libro. L'altro tema è quello che dicevi tu, e ci sono casi evidenti, lo accenna in qualche modo proprio De Gioia nell'introduzione, De Gioia che è un magistrato, che è un giudice, al contrario, io ti colpisco, ti apro un procedimento disciplinare e ti tengo sulla corda perché tu sei fuori dal sistema, sei fuori dal politically correct della magistratura, perché sei sganciato, perché sei antipatico, potremmo trovare mille spiegazioni. E però un caso lo voglio citare che va in questa direzione ed è quello di Cosimo Ferri che finisce sotto procedimento disciplinare e rischia una sanzione pesantissima perché ha portato proprio da Berlusconi uno dei giudici che hanno scritto la sentenza, una storia incredibile, paradossale, anche questa drammatica, la sentenza di condanna di Berlusconi, quella famosa della frode fiscale. Uno dei giudici in qualche modo si pente, chiede a Ferri di portarlo ad Arcore perché vuole parlare con Berlusconi e in qualche modo sgravarsi dalla coscienza a cui lui stesso ha contribuito. Anche questa sembra una fiction scritta dal sottoscritto, chissà da chi, invece è tutto agli atti della cronaca di questo incredibile paese e di questa incredibile giustizia. Bene, perché dico che la storia è quella di un magistrato che viene colpito? Perché in primo grado Ferri si prende questa sanzione molto pesante, con parole durissime della disciplinare e che quasi lo scomunicano. Tu hai portato da Berlusconi, uno dei giudici che ha scritto la sentenza contro Berlusconi, in una sorta di cortocircuito. Quando si va in appello, e l'appello della disciplinare alle sezioni civili unite della Cassazione, quindi tutta un'altra parrocchia, tutta un'altra composizione, tutta un'altra storia, le sezioni civili unite radono al suolo il verdetto di primo grado, riabilitano Ferri e dicono: ma perché l'avete messo sotto processo? Questo ha portato da un ex presidente del Consiglio, un autorevole giudice che gli voleva parlare, che gli ha chiesto un contatto, non è che gli è andato a dire chissà che cosa, non ci sono elementi in questo senso, non è stato connivente o complice di chissà quale trama occulta, ha accompagnato un rispettabilissimo giudice che purtroppo, come sappiamo, poi è morto, quindi non può più dire la sua, Franco, il giudice Franco, da un ex presidente del Consiglio a cui voleva raccontare quest'altra storia incredibile del pentimento, chiamiamolo così, non saprei neanche come chiamarlo, del pentimento sulla sentenza di condanna, quella poi che portò, come sappiamo, all'uscita di scena di Berlusconi, al game over al Senato, la defenestrazione col game over pronunciato, scandito da Matteo Renzi, storia che tutti abbiamo ben presente. Bene, in questa vicenda appunto un po' al contrario, si passa da una super condanna a una super assoluzione in appello, ripeto, in un contesto che è quello dell'appello, che può sembrare tecnico, ma insomma credo si capisca. Le sezioni civili unite della Cassazione dicono: ma cosa avete fatto in primo grado? E alla fine Ferri viene assolto. Ecco, quindi caro Stefano, confermi che giudici coraggiosi vengono sottoposti a ignobili procedimenti disciplinari che non meritano solo per il loro coraggio, solo per la loro voglia di dire la verità, di non piegarsi al sistema e quant'altro. La mia domanda adesso è questa. Adesso, diciamo, tu usi parole molto forti, nel senso che però diciamo ci sono elementi di riflessione su questo. Poi adesso definirli ignobili, non ignobili, non lo so. Questo, diciamo, ignobili volevo dire in senso aggettivistico, nel senso che un'accusa infondata, che si sa che è infondata, che viene mossa solo perché il personaggio è un'accusa che poi si liquefera, diciamo, ecco, mettiamola così. La domanda è questa:
volevo farti, ma sostanzialmente dopo che è stato scoperchiato il sistema Palamara è successo qualcosa in questo settore che gli italiani conoscono poco e di cui tu sei esperto e specialista? Cioè è cambiato qualcosa con la nuova guida di Fabio Pinelli, l'avvocato di quota Lega che è diventato vicepresidente del CSM, che ovviamente essendo il presidente della Repubblica, il presidente della Repubblica non c'è mai, quindi il vicepresidente diventa il deus ex machina di tutto il sistema, diciamo, di funzionamento del Consiglio Superiore. Ma diciamo che allora il CSM sezione disciplinare in secondo grado, mettiamola così, in primo grado e secondo grado, sezione disciplinare, adesso si nota un po' più di rigore, una maggior durezza, che non ripeto, non è che vogliamo la giustizia esemplare, però insomma si notano sentenze un po' più coraggiose, per usare l'espressione che abbiamo detto, che abbiamo utilizzato prima, no? Si notano sentenze un po' più coraggiose. Sul versante però delle riforme di quello che era il sistema Palamara io non vedo grandi cambiamenti, mi pare che siamo sempre allo stesso punto, in attesa di queste grandi riforme che spero si facciano, però il CSM quello è, sì, è cambiato il numero dei componenti, ma insomma per farlo delle correnti è rimasto tale quale, del resto lo vediamo nelle polemiche furibonde di queste settimane sui temi dell'immigrazione, il governo contro i giudici contro il governo, con prese di posizione che mi sembrano molto singolari, perché i magistrati invece che giudicare singoli casi, ormai lo dico male, ma insomma lo dico a beneficio di chi ci ascolta, mi pare che i magistrati fanno ormai il governo, la Farnesina ti dice questa è la lista dei paesi, arriva un giudice di Roma o di altre città italiane e dice un attimo, questo per me non è un paese sicuro, non ti dice questa persona rischia perché in Egitto o qualche altro paese succede in quel caso lui potrebbe avere delle... No, dice guarda, secondo me l'Egitto non è un paese sicuro, su base di mie informazioni. Quindi per me quello che dice il governo, quello che dice la Farnesina non valgono. E capite che però non se ne dice più, cioè al di là delle dispute ideologiche o parideologiche, c'è qualcosa che non quadra se alla fine uno fa il mestiere dell'altro, mettiamola così. Ecco, mi pare che questa commistione, questa sovrapposizione, questa esondazione anche, bisogna dirlo, della magistratura continua come in più di prima. Ecco, questo mi pare. Se vedete che i giudici hanno posto, alcuni giudici italiani hanno posto alla Corte di Lussemburgo, alla Corte europea, insomma, gli vanno... Ma io scusa, devo proprio applicare la legge italiana? Se succede questo e quello, io devo dire che è così, o posso disapplicare, non vale la lista, non valgono i paesi sicuri, cioè è tutta una messa in dubbio, in discussione, non ripeto del singolo caso, cui il magistrato per carità può dire no, Zurlo, De Filippi se stanno in Egitto, in Nigeria o chissà dove rischiano la vita perché sono in una situazione particolare. No, ti vado come dire, a riscrivere tutta la politica estera, chiamiamola così, della migrazione, ma potremmo prendere molti altri temi che vengono fatte dal governo. E mi pare che sia una cosa, perché poi si dice no, ma tu mi fermi, tu vuoi fermare la mia autonomia, sono questioni tecniche, ma insomma ognuno la vede come vuole, ma sono questioni tecniche ma che diventano immediatamente, per come vengono lette, interpretate e ampliate, secondo me diventano politiche. Quindi da questo punto di vista è cambiato poco. Una parte della magistratura continua secondo me ad andare oltre il proprio compito, oltre il proprio limite, e non è un problema di censura, di autonomia o di libertà, è un problema di divisione dei ruoli e dei compiti nel paese. E il governo, diciamo, l'esecutivo, la maggioranza, i partiti, il legislatore fa molta fatica, è sempre in una posizione un po' come dire di retroguardia, in difficoltà. È cambiato qualcosa da disciplinare, siamo in attesa di riforme, ma insomma questo bubbone infiammato secondo me è quello di prima, il sistema delle correnti per Palamara e chiudere il cerchio mi pare che sia ancora lo stesso di prima. Non vedo grandi cambiamenti, anzi vedo interviste molto fiere di magistrati che rivendicano questo o quel diritto, che parlano di temi di cui poi scrivono in sentenza 5 minuti dopo, altra commissione che io trovo surreale, perché se tu parli di migranti, tu hai interviste e poi fai una sentenza che va contro quello che ha detto il governo, insomma, io faccio 2 più 2.
non è che ledo la tua libertà di magistrato se ti dico scusa, ma come fai a dire e poi addirittura a scrivere una sentenza? C'è qualcosa che non quadra, cioè non puoi mischiare opinioni che annunciano, preannunciano poi verdetti, ordinanze, ecco, tutta questa storia continua prima più di prima. Ecco, caro Stefano, volevo chiederti un'ultima cosa, se c'è tempo, caro Antonino, ma sì, cosa però ne pensi della riforma de iure condendo pausa e torniamo subito. Che incidenza può avere questo su tutto il sistema del disciplinare, che è il Consiglio giudiziario, il CSM e quant'altro? Tu dici il tema delle riforme, no? Il tema della riforma cambierà, vedremo cosa succede, nel senso che si sta dicendo che una delle riforme collegate alla separazione delle carriere è proprio quella di portare la disciplinare fuori dal CSM. Quindi poi creerai chiamiamolo un tribunale, chiamalo come ti pare, esterno, come oggi il grado di appello di cui parlavo prima, e lo porti fuori, poi avrà una composizione mista con magistrati, vediamo come verrà composto. Ma sicuramente portare fuori dal CSM, quindi fuori dalla magistratura stessa, il tribunale disciplinare, mi pare un'operazione di buon senso che può comprendere, perché il rischio, se no, è sempre lo stesso, che i magistrati alla fine, salvaguardano altri magistrati, se non altro per amicizia, per caso, perché più o meno si conoscono. I magistrati italiani sono circa 9.000, non sono 1 milione. Alla fine uno conosce l'altro, uno può incidere sulla carriera dell'altro. Io se parlo male di te, tu magari mi fai la sentenza di un certo tipo e viceversa, cioè ci sono moltissimi incroci. Non è un problema di censura, non è un problema di mettergli il bavaglio, come loro dicono, o come una parte di loro dice, o di appunto togliere libertà. No, anzi, il contrario, secondo me si rafforza l'autonomia, si rafforza l'indipendenza, si rafforza la credibilità della magistratura, bloccando alcuni incroci, sacralizzando il ruolo. Però se tu invece continui a dire che il magistrato può dire, poi può scrivere, poi può fare questo, poi può cambiare funzione, anche se oggi molto meno di prima, è chiaro che tutte queste cose secondo me nuociono all'immagine della magistratura. Stare fuori dal CSM a disciplinare non sarà la bacchetta magica che cambia il mondo, perché poi è chiaro che sono le persone che fanno la differenza. Tu puoi fare 100.000 riforme. Guarda l'argomento per un secondo, cosa è successo in Francia? Abbiamo sempre detto il sistema francese è il migliore del mondo, no? Maggioritario, dopo turno, semipresidenzialismo è perfetto. Vedete in che pastrocchio adesso è la Francia, con un governo che giù non si sa più cosa devono fare. Tu puoi fare tutte le riforme che vuoi, poi non è che trovi la soluzione, però questo è, insomma, questa è la situazione. Va bene, allora io ringrazio entrambi per il vostro tempo e al piacere di ritrovarci presto martedì prossimo con In attesa di giustizia. Grazie a Stefano Zurlo per il nuovo libro nero della magistratura edito da Baldini e Castoldi, prefazione di Valerio De Gioia, e grazie all'avvocato Claudio De Filippi. Grazie a entrambi e buonasera. Salve a tutti, salve.
E la linea. Non si sa mai quello che al mondo ci può capitare. Era il 1973, Cocchi e Renato, geniali come sempre. A me mi piace il mare, le 19:37 minuti e 48 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. 0292947222 se volete intervenire, abbiamo ancora 7 minuti più o meno per voi, poi ci salutiamo, naturalmente ci ritroveremo mercoledì, avremo una bella sorpresa della nostra Paola D'Amico. Ma c'è già una telefonata, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Oi Michele, ciao. Bonsoir à tout le monde, un saluto noblesse oblige da parte mia. Madame, monsieur, comment ça va bien? Ça va bien, avec une boîte à 5 vitesses. Moi très bien, merci beaucoup. Bene. Eccoci, dunque, il punto di Michele Caruso su Radio Libertà, la talk radio. Vai, dici tutto. Vai. Il punto di Michele Caruso. Poco più di una settimana fa è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Non c'è nessuna scusa che possa motivare e giustificare la violenza sull'altro gentil sesso. C'è bisogno di azioni concrete. È una piaga sociale e culturale di un certo maschilismo che non ci consente di voltare lo sguardo dall'altra parte. Tanti sono i casi ancora di femminicidio, purtroppo all'ordine del giorno. Ma io vorrei porre l'accento sulla questione del filosofo, addirittura un filosofo, che il Tribunale di Milano ha condannato 4 anni di carcere, imputato per maltrattamenti e lesioni gravi nei confronti della sua ex compagna. Il PM aveva chiesto di condannare Leonardo Caffo, filosofo 36enne, a 4 anni e mezzo senza il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo quanto pare dalle indagini è emerso che avevano portato alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare del divieto di avvicinamento una serie di presunte violenze verbali, morali e fisiche che la ex compagna dell'uomo avrebbe subito tempo addietro. Il Tribunale di Milano oggi ha escluso che per il filosofo Caffo 2 delle 3 aggravanti contestate, una del reato di maltrattamenti sull'ex compagna e l'altra delle lesioni, condannato il filosofo siciliano residente in quel di Torino all'interdizione dei pubblici uffici e al risarcimento del danno patrimoniale, e non alla ex compagna da liquidarsi in sede civile con una provvisionale di 35.000 euro oltre alle spese processuali. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. In particolare il filosofo Caffo è stato accusato per la sistematica e continuativa attività di prevaricazione nella coppia, dove sarebbero volati pesanti insulti, percosse e violenze fisiche, tali da allarmare i vicini di casa, comportamenti di controllo ossessivo e maniacale, minacce con frequenza settimanale, lanci di oggetti contundenti, episodi che, secondo l'accusa, sarebbero sfociati anche in delle lesioni, quando Caffo avrebbe afferrato violentemente la mano destra della sua compagna contorcendogliela. Il 36enne filosofo Caffo, presente in aula alla lettura del dispositivo con i suoi avvocati, ha sempre riconosciuto come complicato il rapporto con la convivente, ma nel procedimento ha negato ogni accusa. Caffo ha sostenuto anche nelle chat poi depositate dai suoi recensori, in cui parla con il padre dell'ex compagna, che la ragazza dicesse delle bugie e di essere molto preoccupato perché voleva allontanarlo da casa e che si separassero. Addirittura ad un convegno dove partecipava più liberi Zero Calcare, si è ritenuto inopportuno invitare un uomo accusato di violenza. Leonardo Caffo, lui da parte sua dice: io ho colpito per educarne 1000, il futuro che vedo è pessimo. Va bene colpirne uno per educarne 1000, speriamo educhino gli altri 1000,
Io sono stato uno, e la prima reazione di Leonardo Cappo, la sentenza di condanna a 4 anni per maltrattamento ai danni della ex. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per cercare di stare con mia figlia e ho senz'altro fallito, prosegue rispondendo alle domande dei giornalisti. Tornando indietro, se dovessi cambiare la casa che andava cambiata non sarebbe nata mia figlia e sono felice che sia in vita. Auguro a lei e alla madre tutto il bene possibile, dice, perché il bene non si cancella. Vado a concludere, Antonino. Il filosofo si dichiara pronto ad accettare le conseguenze della sentenza, non sono belligerante, non lo ero prima e non lo sono neanche adesso, ho un'enorme capacità di incassare. Comunque il filosofo ha aggiunto che si andrà in appello e cercheremo di provare a raccontare una verità diversa. In primo grado non ci siamo riusciti, il futuro che vedo è pessimo, mi spiace profondamente per le persone coinvolte. Il legale dell'ex compagno dice la giustizia funziona, ma le donne denunciano. E allora io ti vorrei chiedere, siccome la giustizia c'è e funziona a quanto pare, perché comunque sempre più uomini stanno pagando per la violenza che usano sulle donne, le vittime pagano la carenza di educazione sentimentale, perché a quanto pare la cultura, il livello culturale, un filosofo addirittura conta poco e non permea i pregiudizi che ci sono ancora in tal senso. E allora perché non introdurre nelle scuole una materia come l'educazione sentimentale che possa far sì che queste violenze quantomeno trovino un deterrente culturale per poter porre un argine a questo famigerato fenomeno? Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Grazie a te. Posto che gli avvocati di Caffo probabilmente faranno appello, quindi ancora non è una vicenda chiusa. Ma sì, certamente è giusto introdurre l'educazione ai sentimenti. Non pensate però che quando avremo anche questa materia insegnata nelle scuole spariranno questi problemi, perché è lo stesso discorso di quelli che dicono: ah, ma se ci fosse la leva, quando c'era la leva i ragazzi erano bravi ragazzi, e non è vero niente. Non è vero niente. Quando c'era la leva c'erano fior di assassini, fior di violentatori, fior di stupratori che avevano fatto l'alzabandiera, avevano giurato a militare, avevano fatto il cubo, oppure probabilmente erano stati anche puniti e si erano fatti la cella penale di rigore. Quindi, come vedete, non è che troviamo le soluzioni facili e tutto è a posto. Non funziona così nella vita e, ahimè, non viviamo in un mondo ideale. La speranza è però che col tempo si possa sempre più vivere in una società nella quale c'è certamente il rispetto tra gli uomini e le donne. Aggiungerei anche un'altra cosa: le ragazze una volta, quando tu le dicevi loro qualcosa che non andava, ti facevano fare delle figure di palta in pubblico che la metà bastavano. Alle volte basta anche una messa a posto così per farti crescere e per farti capire che è meglio non fare il cretino o arrischiare confidenze o libertà che non sono le tue. Benissimo, abbiamo finito, figuriamoci anche le violenze e tutto il resto. Allora, abbiamo finito, ci salutiamo con Nada, ma che freddo fa, del 1969, mi fa un freddo che la metà basta. Appuntamento domani alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie ancora, alle 20 aria fritta, non perdetela, perché questa sera a Liberation Island ci sono 2 nuovi concorrenti e c'è un falò di confronto imperdibile. Il piacione veglia su di voi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato